Allora, oggi vi facciamo vedere invece come facciamo le nostre bruschette con, con il nostro pote di olive. Queste sono normalmente le olive che facciamo noi, peperoncino, dell'aglio e del peperoncino. Incominciamo a preparare il nostro pote di olive. Andiamo a E figlia mia perché non balli e mamma non posso ballare che mi manca camicetta per poter comparire ozzone con la giardino la camicetta c'arugno io e la mamma tutta briata che la figlia camisata camicettata contentata la figlia mia andiamo a fare e figlia perché non balli e mamma non posso ballare che mi manca mine con per poter comparire ozzone con la giardino il piattino pronto, andiamo a fare le nostre bruschette. Allora andiamo a prendere una padella bella calda, aggiungiamo un goccino d'olio, mettiamo il nostro pane normalmente di giaffatana, andiamo a dare una giusta olitina a questo pane. Nel frattempo prendiamo il nostro patè di olive con il nostro olio extravergine di oliva, normalmente olio che produciamo noi, e siamo pronti. Il pane è pronto, andiamo a servire la nostra bruschetta, serviamo la nostra bruschetta, aggiungiamo il nostro patè di oliva e buon appetito.